Torna in campo il campionato di promozione Girone B e lo fa dal comunale di Collesano, dove si affrontano il Lascari Cefalù e la Castelluccese, con il Lascari che cerca riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa di categoria per mano del Gioiosa. Si comincia però subito con la formazione ospite che si porta in avanti sui sviluppi di una palla inattiva. La palla che rimane in area è passata appena un minuto e Di Giovanni, vecchia conoscenza da queste parti, dalle altre ex del Marineo, calcia fuori. Passa ancora un minuto e c'è un nuovo tentativo da parte della compagine biancorossa, con questa conclusione che si perde sopra la traversa. Ancora in attacco gli uomini in maglia biancorossa, ancora con un'azione sulla fascia di destra. La palla arriva sul secondo palo per Solaro, che non trova lo specchio della porta. Si rende poi pericoloso il Lascari Cefalù con questa prima conclusione dall'inizio della partita. La tenta portiera, la palla che però viene bloccata senza problemi dal portiere Avarello. Il match però si sblocca a metà del primo tempo. Gran palla in profondità per Sferruzza, che parte sul filo del fuorigioco, salta Avarello e mette nella porta vuota il gol dell'1-0. Ancora in gol Sferruzza, scatenato in questa parte di stagione, reduce da una doppietta nella gara precedente di campionato, e 1-0. Poi da lì in poi sarà un uragano il Lascari Cefalù. Ancora Sferruzza sull'uscita di Avarello, calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Sulla palla si porta Dario Ribaudo, fischio dell'arbitro, la rincorsa da parte del numero 10 che spiazza Avarello, firma il 2-0, torna al gol Dario Ribaudo, ma la sua giornata di gloria è appena cominciata, come stiamo per vedere. Passano infatti 9 minuti, dal minuto 26 al minuto 35. Ribaudo alza la testa, guarda la porta, fa partire il tiro, scavalca Avarello, gol del 3-0 per l'assoluta di Dario Ribaudo. E ancora in gol il Lascari Cefalù, che al minuto 35 di fatto chiude la partita con una perla, un gioiello del suo uomo di maggior carisma e di maggior qualità. Il secondo tempo inizia malissimo per la Castelluccese, e qui l'entrata da parte di Messina, che si becca il cartellino rosso. 3 gol in meno e un uomo in meno per la formazione di mister Scudieri, che subisce inevitabilmente l'avanzata da parte dei padroni di casa. Minuto 58 con Ribaudo che apparecchia per Fazio, conclusione sul primo palo, vola Avarello a parare. Non c'è molto da segnalare in questo secondo tempo, se non il nuovo tentativo da parte di Ribaudo, la palla che si perde fuori non di molto. Direttore di gara che poi, senza recupero, dichiara finita la partita. Vince il Lascari Cefalù, che torna al successo dalle mura amiche di Collesano, finisce 3-0. Da Sportisili è tutto, alla prossima.